Ma buonasera a tutti amici miei e forza la palestra! Voglio che ha fatto una playlist, siamo qualificati. È vero che si è pazziati con la tavoletta di cioccolato, con il zurigo, con i svizzeri, oppure nuovi, oppure vecchi. Ho fatto che abbiamo fatto un mazzo tanto pure oggi, con le riserve, solo due gollettini, perché come sempre ci mangiamo tanti gol, tante occasioni sprecate, tante palle con la avute, ma niente gol, solo due barrettine nuovi. O Lindol, scegliete voi quale vi piace più di cioccolato, svizzero. Quale ti piace, dato che te sei abituato a mangiarti cioccolato e stasera te le do io queste due belle barrettine? Te le do io, belle insaporite insaporite. Vai giù, grande vittoria per 2-0. Ritroviamo Chiriches in difesa. A centrocampo, sugli esterni, abbiamo da una parte un As e dalla parte Verdi. Diavara centrale. E voglio come sempre in attacco i due nanetti, Mertens e Insigne. Voglio. Un Napoli, cioè crea tante occasioni da gol, Insigne. Voglio, non riusciamo a segnare. Non lo so, ci sta qualche seccia per aria. O Ciucciariel non porterà a seccia a noi, perché se no piglio scaffoni da faccia. Lo sa, Ciucciariel. Però, voglio, ci sta qualcuno che ci sta secciando. Può darsi anche che c'è uno Juventino dietro di noi, che lo sa. Voglio, chi lo sa? Il fatto è che non riusciamo a segnare mai. Voglio, è un momento no per i giocatori nostri. Insigne non riesce a segnare. Ah, Pesce Capitano sta portando. Già era un po' che non riusciva a segnare, ora non lo so. Vabbè, magari poi ritornerà a segnare nel momento più importante. Speriamo che è così. E poi Mertens uguale, si mangia un gol lo primo tempo. Poi meno male che nel finale di primo tempo si riesce a fare gol e segna Verdi. Uno delle riserve che ha giocato titolare oggi ha fatto un bel gol. Meno male. E si va all'intervallo per 1-0. Nel secondo tempo ancora a mangiarci gol. Poi qualche occasione la facciamo creare anche a tavoletta di cioccolato, ai svizzeri. Però, partita controllata, tanti gol mangiati con Massemb, avevamo tanta fame, ma alla fine abbiamo mangiato solo due pezzi di cioccolato, perché comunque tanto all'andata già avevamo un buon risultato in mano, bastava gestirla, fare quei due gollettini e a posto. Infatti abbiamo messo qualche riserva in campo, mezza squadra, Diavara, lo stesso Chiriches in difesa, i due esterni appunto, cioè Gulam poi ha giocato, insomma la squadra, cioè alla fine quello che importava è vincere, sì, perché comunque al San Paolo non può andare a pareggiare con la tavoletta di cioccolato, devi vincere, E infatti ha vinto con uno scarto di due gol nel finale, grandissimo gol di Adam Ounas, no il naso, Ounas, che fa un altro bello gol. Insomma segnano i due esterni del Napoli che sono riserve e quest'oggi hanno fatto vedere delle belle cose, anche se giocavi col Zurigo, con tutto il rispetto, giocavi con Zurigo. Poi entra Milik negli ultimi 15 minuti al posto proprio di Ounas, fa un gran tiragiro e un portiere là fa una grande parata. O para quel portiere lì, oppure siamo noi che proprio la portano la prima a volte, cioè sbagliamo dei gol. È un momento così, niente. Però vittoria importantissima, cioè anche se, come ho detto, nella partita di andata si è vinto 3-1 là, a Novi, a Zurigo, sì che già eravamo già qualificati per me là, anche se la partita la devi sempre giocare, ma boh, con Zurigo, e alla fine 3-1 e 2-0, facendo tutto sommato su 5-1, però siamo contenti, siamo qualificati, andiamo agli ottavi, ma parliamo dell'Inter, che anche l'Inter fa il poker sul Rapid Vienna, 4-0 dopo all'andata che aveva vinto 1-0 a Vienna, a Milano un Rapid Vienna ne piglia pure 4,
What, bel... Piglio proprio schiaffoni da faccia. Non ride sa ammuzzare, però piglio quasi un schiaffone in faccia, yeah? Piglio editate nel viso. Si è fatta male, Vienna, sì, sì, si è fatta male. Gran gol di Perisic, voglio. Mamma mia, che gol ti ha fatto. Ha mandato fuori casa i due difensori. Una ha fatto in da rete, insieme al pallone. E ti vai, cioè, facci pure tu. E infatti c'è andato pure lui. Cercava di pigliare il pallone quando già era in rete. No, ti aiuto un faccio palo, là. Non lo so, sono portieri volanti forse. Chi ha dato gol, il gol di Ranocchio, voglio. Che gol, ha fatto un gol da attaccante. Bellissimo, bel gol di Ranocchio, complimenti. A un giocatore che da tanti anni è all'Inter è una soddisfazione fare un gol così. Molto legata alla maglia, infatti quando ha fatto gol ha battuto anche la mano sullo stemma dell'Inter. Un altro gol lo fa Vesino in apertura proprio della partita dopo 10 minuti. È un altro gol anche di Lautaro Martinez che si conferma un ottimo attaccante, anche se qualche volta c'ha i suoi difetti, magari viene bloccato, ma secondo me dandogli più spazio e più fiducia a questo giocatore, secondo me si può rivelare un giocatore importante perché le qualità ce l'ha. E anche di testa più di una volta è andato vicino al gol. Hai un l'Inter che vince anche essa facilmente con Rapid Vienna controllando la partita, ne gliene ha fatti 4, ma ne poteva farne anche di più, anche loro come noi. Si qualifica anche l'Inter agli ottavi, bellissima cosa delle italiane, specialmente del mio Napoli, ma sono contento anche per l'Inter perché appunto è un'italiana. Peccato per la Lazio che ha perso sia in casa che fuori casa ed è fuori. Voglio, si vedrà all'ottavi chi si pesca, voglio, perché sono passate veramente delle grandi squadre, anche se c'è stata anche qualche sorpresa, tipo il Betis Siviglia che esce con il Rennes, lo Stade de Rennes, quella francese. C'è stata qualche sorpresina, però diciamo quasi tutte le favorite sono passate, tipo anche il Bayer Leverkusen che esce col Krasnodar. Però, voglio, ci sta Chelsea, ci sta Arsenal, ci sta Valencia, ci sta Villarreal, più ne hai e più ne metti, voglio, cioè non mancano le squadre forti. E qua si vedrà il bello, e questa è la goduria. Ora ci diamo che partite più belle e più fondamentali, voglio, ci divertiremo. Fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti di questa vittoria del Napoli, di quella dell'Inter. Lasciate i commenti qua sotto, in descrizione, sotto il video. Mettete un bel like se vi è piaciuto il video, ma soprattutto venite sotto il canale e schiacciate su la tavoletta di cioccolato. Iscriviti, tavoletta 9 di cioccolato. Cangop, ce ne sono due. Una per la descrizione e una per iscriviti. Sono due tavolette di cioccolato. Una è un as e una è verde. C'è sta pure la tavoletta verde, quella è per Hulk. Ma giù, non dice cazzate. Hai capito? Iscriviti al canale e non ci rompo tanto, perché io ti voglio bene, a tutti quanti vi voglio bene, amici miei. Bruciali, io vi voglio bene. Buonanotte a tutti, amici miei. E forza la palestra.